Ma che auguri vuoi fare a Dino Zoff? Quello che continui a essere quello che è sempre stato, un modello di uomo, di sportivo, di valori consolidati nel corso degli anni. Per me è vero che 80 anni sono un traguardo importante, ma per me, che l'ho già passato qualche anno fa, Dino resta un frutto, resta un ragazzino che io ho cominciato a conoscere da quando giocavamo assieme, io alla Cormonese, lui alla Marianese. Quando eravamo giovani noi la preparazione la facevamo al di fuori dell'ambito sportivo, perché continuavamo a correre su e giù per i prati, andare a rubare le ciliegie, a tirare i sassi agli uccelli e via dicendo. Ed era tutto un modo di tenersi in forma in maniera naturale, adeguata, sempre divertendosi. E da allora è un'amicizia che si è consolidata nel corso degli anni, pur avendo avuto tragitti e percorsi professionali e umani diversi, ma l'amico Dino resta sempre l'amico Dino. Lui è sempre stato un grande appassionato di fare il portiere, però era molto bravo anche a scuola, perché era uno studente disciplinato ai corsi professionali a Cormons, poi aveva cominciato a lavorare come meccanico e difatti poi ha consolidato questa sua passione. Tuttora è molto amante dei motori che vanno, adesso è costretto anche lui a rallentare un momentino, però è sempre uno molto attento anche alla tecnica automobilistica. È sempre stato considerato uno quasi un musone e via dicendo. In realtà, se trovava la compagnia giusta, era un allegrone, gli piaceva addirittura cantare, stare assieme, raccontare le freddure e via dicendo. Se però incrociava qualcuno che non gli andava bene e lì non si fevella. Quando lui è diventato commissario tecnico della Nazionale, si è riprodotta una situazione che si era già verificata con Bearzot, quando era il CT della Nazionale, e che parlava con me in friulano, e tu sai bene che per i giornalisti c'è il terrore del buco, la paura di non avere una notizia. E io prima con Enzo, poi con Dino, parlavamo delle cose nostre, della vendemmia, Semuzzase e via dicendo, ma tutti i colleghi che sentivano che noi ci parlavamo con questo idioma strano per loro, avevano paura che mi dessero qualche confidenza che a loro sfuggiva. E poi mi interrogavano: cosa ti ha detto? Io dicevo: guarda che non mi ha detto niente, ma era questa situazione di sospetto reciproco. Ci si chiede se il calcio italiano gli ha restituito abbastanza di tutto quello che ha dato, se invece insomma, potesse aver avuto di più lui stesso. Dicero uno che sì, pacato, però mi veniva la rabbia quando le cose non erano riconosciute, quando lo dice per esempio di Scirea. Lo dice di Scirea, lo ha detto di Bearzot, lo dice di se stesso anche, perché in effetti il mondo del calcio ufficiale, questo calcio che è così cambiato rispetto al calcio dei suoi tempi, lo ha quasi messo da parte, lo ha considerato un superato dai tempi, dal gioco e via dicendo. E questo a lui non è mai garbato, e così come si è battuto contro il fatto che fosse stato messo in un cantuccio quasi nel dimenticatoio Bearzot, anche di se stesso diceva che il calcio lo aveva abbandonato. E anche con me se l'ha presa più di una volta. Quando facevo le telecronache, poi i suoi amici qui di Mariano gli telefonavano se io avevo fatto la telecronaca magari troppo severa. Una volta avevamo fatto una telecronaca con Fabio Capello in Croazia, la partita era finita 0-0, partita piuttosto brutta, noiosa e via dicendo, e io e Fabio eravamo andati in macchina a Zagabria, tornando indietro alla fine della partita. Uscivamo e abbiamo trovato Dino davanti alla porta dello spogliatoio che diceva: "Volte doi, non state passare per me paese, che uspieti", dicendo che avevamo fatto una telecronaca troppo severa. Ma naturalmente tutto questo era così abbastanza in chiave amichevole, è un affetto reciproco che ci abbiamo mantenuto nel corso degli anni. Una volta
se la prese con me anche perché non gli avevo comunicato in modo tempestivo che avevano riscoperto da queste parti il Pignolo, che è un vino rosso che lui aveva assaggiato e gli era piaciuto tantissimo, e mi ha telefonato e mi ha detto: Semut, lei il Pignolo che le vigno furono, tu mi dici snuie. Io passo per un amante del vino bianco, gli ho detto: io mi intendo solo di Blancs. E naturalmente la nostra speranza è di poterlo riavere quanto prima qui, magari accompagnato anche dalla signora Anna che lo sorveglia, così come la mia sorveglia me stesso, quindi siamo a posto. Dino non so come chiamarlo, quindi ripeto, fratello, compagno, amico, quindi tutto, per me Dino è tutto. Io quando ero a Torino, lui è arrivato insieme, mi ricordo, ad Altafini, noi ero già con la Juve, e il modo in cui si è presentato, perché lui sembra tanto musone, no? Invece poi abbiamo scoperto che era quello lì che raccontava più barzellette di tutti, più simpatico di tutti, quando si andava a cena, quando si andava a pranzo con le famiglie, veramente un personaggio unico, un mito. Fra le soddisfazioni che avete vissuto insieme, Ma hai sai, una classifica? dire mondiale è troppo facile, no? Quindi probabilmente quando l'ho battuto a Scopa sull'aereo, no, sto scherzando. Quindi io dico che quando è arrivato lui, il primo campionato che abbiamo vinto a Torino, vederlo, lui, che tutti quanti dicevano: non si può, vederlo in discoteca a ballare con la moglie, dico, questa è stata veramente una grande soddisfazione. Non potevate che esserci voi due in quella foto iconica a livello di personalità, di insomma. Sai, noi siamo stati scelti dal Presidente, quindi, perché lui praticamente il giorno prima, quando è venuto lì, eravamo in ritiro in Spagna, stavamo giocando a Scopa, lui era un patito dello Scopone, no? Quindi, Barona, e ho detto va bene, dico, quindi quando è libero, poi combinazione noi sull'aereo stavamo giocando, lui dopo che aveva fatto tutte le sue interviste, la televisione di Stato, rilasciato tutto, è venuto lì con la sua pipa, e allora? Io gli ho detto: guarda, Presidente, scelga il compagno, il mio capitano. Lei, dico, io il mio Cittiglio, ho detto, quindi da lì è nata questa conflitto, questa Scopa che poi è rimasta, sta rimanendo nella storia. Quindi. Noi avevamo il Vecio che era Bearzotto come allenatore, ma è capogruppo anche quando abbiamo fatto sciopero con voi giornalisti, quindi che non si parlava. Avevamo scelto una persona, un personaggio che sapevamo che tutti chiamavano muto, che tanto non parlava, quindi avevamo fatto doppio sciopero praticamente, però lui era quello che ci rappresentava più di tutti. Nel suo libro autobiografico Dino racconta di tenerci tanto anche a quella Coppa UEFA del 77. Assolutamente sì, a Bilbao, 77, sì, tutta la squadra italiana, la Juventus, tutti italiani. Non che valore ha quella vittoria? Perché insomma vincere una UEFA era una cosa... È stata la prima che gli abbiamo portato purtroppo perché non c'è più con noi, che è Giampiero Boniperti, quindi l'avvocato Agnelli. Che cosa vuoi dirgli allora per questo 80° compleanno? Buon compleanno per i tuoi 80 anni. Però ti voglio dire una cosa, 80 non è un limite di velocità, ma è un grande traguardo che tu stai raggiungendo. Caro amico mio, caro fratello, vorrei chiudere questa giornata insieme a questi ragazzi, saranno sicuramente il futuro del Friuli che tu ami, dicendoti buon compleanno Zoff! Ciao amico mio, portierone, capitano, tutto, un bacione grosso. Innanzitutto voglio fare gli auguri al mister, che ha avuto, come hai già detto tu, la fortuna di avere come allenatore sia nella nazionale olimpica, è stato il primo a farmi giocare in nazionale, e poi il periodo migliore nella Juventus con le più belle vittorie, ecco.
Quindi rivolgo a lui un sentito augurio per i suoi 80 anni, un grande traguardo di un grande personaggio, di un grande uomo. Lo senti ancora? Certo, ogni Natale ci sentiamo al telefono per gli auguri rigorosamente in friulano, per sentire come stiamo a vicenda, insomma, per raccontarci le nostre cose, per ricordare anche i momenti belli vissuti. Che allenatore è stato? Secondo me è stato sottovalutato perché è un grande personaggio, uno di quelli che parlano poco ma che fanno i fatti. E la sua grandezza sta, secondo me, nella sua semplicità. È proprio il carattere, per così dire, un po' friulano, ma che lo ha portato a grandi risultati sia come giocatore che come allenatore. È un personaggio tra virgolette normale, no? Così come lo è stato anche Scirea, però sono quelli che poi hanno vinto più di tutti, no? Hai un episodio, un aneddoto che ti lega a lui, qualcosa che sarebbe bello sentir raccontare? L'esordio in nazionale olimpica con lui allenatore, dovevamo giocare contro la Grecia a Patrasso. Nella mattinata della partita siamo andati in una chiesa ortodossa a visitare, a fare una passeggiata. Mi è passato vicino e mi ha detto "sei tu pronto", mi ha detto in friulano. Allora sai, la tensione è salita e il sangue, insomma, si è riscaldato. Ecco, quello è il più bel ricordo. E poi naturalmente il periodo alla Juventus con le 2 coppe vinte, soprattutto contro il Milan di Sacchi, che era il Milan degli invincibili, perché penso che in quel periodo solo noi siamo riusciti a batterlo. E poi la Coppa UEFA, insomma, vinta contro la Fiorentina, insomma. Come lo definiresti con un aggettivo? Se dovessi raccontarlo a uno che non lo conosce, è impossibile, ma chi è Dino Zoff? Chi è stato per te? Ma dicono il mitico, insomma, quindi mi allego anch'io a questo, insomma. Ecco, un personaggio incredibile, uno che, come dicevo prima, meritava più considerazione. Auguri Dino, allora. Certo, auguri, ma poi ti chiamo sicuramente, ecco. Ma davanti al terzino, il terzino, dai, fai l'augurio serio adesso. No, mister, però visiti che ti hai fatto gol quando giochi col Catanzaro. No, hai fatto un bel gol. Com'era? No, non poteva far niente, secondo me. Caro Dino Zoff, qui parla Zico, voleva fare auguri a te per 80 anni, è stato sempre un piacere partecipare insieme a te e di tanti grandi futbolisti del calcio. Magari tu possa sempre stare con la salute e tante felicità insieme alla tua famiglia. Forte abbraccio, Nandi.